Benvenuti a tutti all'ippodromo di Cesena, programma ufficiale della settima giornata di corsa questo martedì 30 giugno 2026. Sono già allineati dietro l'autostart i cavalli partecipanti alla prima corsa e andiamo a leggerli. 1 Nice Paris Massimo Barbini, 2 Itaca Adibini Nicola Salacone, 3 Ilaria Luis Salvatore Valentino, 4 Ippolito Jet GP Minucci, 5 Ipotenusa Filippo Monti, 6 Il Tango Bright Salvatore Piscuoglio, in seconda fila il 7 Idolo Truia Davide Cangiano, 8 Italia d'Alvio François Conigliaro, 9 Igalo Zac VP dell'Annunziata. L'autostart è già entrato nella retta delle tribune e tra un centinaio di metri staccherà e lascerà i cavalli alla loro partenza. La macchina se ne va, i cavalli sono partiti, sbaglia il numero 5 Potenusa, va davanti a tutti Ilaria Luis, precedendo il numero 1 di Nice Paris, e poi abbiamo il numero 6 di Il Tango Bright. Il numero 2 viene squalificato e ci avviamo verso la prima frazione di gara con Ilaria Luis, con Salvatore Valentino davanti a tutti. Di fuori arriva Igalo Zac con Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata che dopo i primi 200 metri in 15,3 prova a sfilare davanti. C'è una iniziale resistenza di Ilaria Luis, poi quando siamo nelle vicinanze dei 400 metri Igalo Zac sfonda e quindi si mette davanti a tutti. 14,5, un buon parziale, buona velocità nella retta delle scuderie per Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata che prende il comando della corsa. Terza posizione alla corda è per il numero 1 Nice Paris che prova a seguire le orme dei primi due. Incomincia a muoversi dietro, un po' nell'ombra, Ippolito Jet con Giampaolo Minucci perché ovviamente dovrà costruire la corsa. Anzi, non è Ippolito Jet, scusate, è il numero 8 di Italia d'Alvio che passa ora in quarta posizione quando siamo agli 800 metri, 1, 1 e 3, quando anche Nice Paris ha preso la via della destra e si mette di fianco al numero 9. Quindi abbiamo Igalo Zac con alla destra Nice Paris, poi alla corda il numero 3 di Ilaria Luis e stiamo per arrivare al chilometro che viene superato in questo momento, l'andatura media 1,16,8 al chilometro dopo un 31,5 degli ultimi 400 metri. Ovviamente cambia la musica, si accelera e il numero 9 incomincia a provare a distanziarsi dagli altri, ma regge il colpo. Il numero 1 di Nice Paris che quando entriamo nell'ultima curva continua a rimanere nelle vicinanze del leader, quindi abbiamo il 9 davanti e Nice Paris che prova a continuare a creare una minaccia costante. Numero 4 Ippolito Jet squalificato. Sbaglia ancora Ippolito Jet, viene squalificato. Dietro di loro, dietro i primi, abbiamo ancora Ilaria Luis, ma è la retta d'arrivo che vede provare a difendersi Igalo Zac che deve fino all'ultimo momento provare a mettere qualcosa di più di Nice Paris che si avvicina ma non lo raggiunge, quindi il numero 9 vince Igalo Zac VP dell'Annunziata. Si porta a casa il successo per Antonio Finetti come training per questo maschio di Rotary OK e Acacia Hobby Firm che vince questa prima corsa del convegno serale, precedendo il numero 1 di Nice Paris Massimo Barbini alle redini e al terzo posto credo ancora il numero 3 di Ilaria Luis. Lo guardiamo in slow motion per la terza posizione. Ilaria Luis precede il numero 7 di Idolo Truia e il numero 5 di Ipotenusa.